Eccoci qua, siamo qua con Riccardo Gnata, portierone del Forte dei Marmi. Allora, una vittoria comunque che non cambiamo nulla in classifica, però sicuramente serve per i play-out. Ve la giocherete voi due insieme a Follonica, quindi diciamo che era una partita che aveva anche il gusto, diciamo, di una rivincita per la sconfitta dell'andata. Certo, probabilmente i punti dell'andata ci hanno penalizzato tanto, però devo dire che il Breganze ci ha dato filo da torcere. L'andata ha vinto e anche al ritorno stasera abbiamo fatto molta fatica, siamo riusciti a portarla a casa, era quello che volevamo, per prepararci al meglio a questi play-out. Ok, cosa vi aspettate? Cioè, logicamente la convinzione è quella di riuscire a mantenere la permanenza in A1, quindi partite con quella convinzione, partite diciamo favoriti, perché la discrepanza di punti, voi ne avete 21, le altre due sono rimaste un po' più attardate, però si sa che non è che si può partire rilassati, sono play-out, tutti daranno tutto per tutto, quindi bisogna andare concentrati. Sicuramente ogni partita sarà una finale, e lo sappiamo tutti, play-off o play-out, ogni partita è decisiva, per cui le squadre metteranno in campo il meglio possibile, è quello che dobbiamo fare anche noi. E allora grazie a Ricky Gnata e bocca al lupo per i play-out. Grazie a voi, in bocca al lupo a voi. Ciao Breganze.